Buongiorno a tutti, io sono Arnaldo Scarpa e vi saluto. Mi fa molto piacere potervi salutare e poter condurre questo incontro voluto da Umanità Nuova Sardegna sul tema transizione energetica in Sardegna. Dialoghiamo. Con noi sono numerosi esperti di vari campi che hanno accettato di essere presenti su Zoom e in diretta a YouTube per discutere un tema che veramente in questi mesi, in particolare in questi mesi, ma anche da più tempo, anche da anni, scuote realmente molte coscienze e ha suscitato un forte movimento popolare di protesta o perlomeno forti interrogativi in tantissime persone e soprattutto in tantissimi cittadini della Sardegna. Ecco, con noi saranno Andrea Fabrizi, Antonio Muscas, Marta Battaglia. Parliamo di Fabrizi, ingegnere energy manager, di Antonio Muscas, ingegnere anche lui, è attivista del coordinamento comitati sardi contro la speculazione energetica, scusate. Marta Battaglia, presidente di Lega Ambiente Sardegna. Francesca Pubusa, docente di diritto amministrativo all'Università di Cagliari. Non sarà invece con noi la prevista avvocata Giulia Lai per sopraggiunti importanti impegni di lavoro, mentre avremo modo di sentire il sindaco di Carloforte Stefano Rombi e il sindaco di Villanova Forum Maurizio Onnis, entrambi impegnati con i loro comuni, con le loro amministrazioni comunali sul tema. Al termine di questa lunga carrellata di interventi ci sarà anche quello di Roberto Comparetti, direttore del Portico settimanale della Diocesi di Cagliari, che porterà il punto di vista della Chiesa a partire dalla Laudato Si. Ecco, prima di proseguire di introdurre il tema successivamente, lascio la parola a Detta Aloi, che è una delle due rappresentanti del Movimento Umanità Nuova per la Sardegna, chiedendole di dirci qualche cosa su che cosa è Umanità Nuova e quindi per capire anche meglio come mai Umanità Nuova organizza un incontro su questo tema. Quindi Detta, a te la parola. Dico velocemente, il movimento Umanità Nuova è l'espressione nel sociale del movimento dei focolari, un movimento a sua volta di rinnovamento spirituale che cerca di vivere nel quotidiano quei valori evangelici di fraternità universale, unità e pace che sono alla base di relazioni armoniche tra i popoli, le persone e tra le persone e l'ambiente. E questi valori ci piace soprattutto condividerli al di là delle diverse appartenenze e convinzioni con tutte le persone che noi definiamo di buona volontà, con le quali ci impegniamo a lavorare insieme nei diversi territori locali, ma anche svolgiamo delle azioni internazionali con le quali ci impegniamo a lavorare a favore della promozione del bene comune, della giustizia sociale, della tutela della dignità delle persone e della cura dell'ambiente. Noi facciamo tutto questo con una metodologia che ci piace, che condividiamo appunto con le persone di buona volontà, che è quella del dialogo. Un dialogo attento, profondo, rispettoso delle idee altrui, da cui poi partire per costruire, se possibile, percorsi comuni che non sono sempre facili, ma che sono una sfida anche per quel che riguarda l'argomento appunto di questa sera. Tutto qui. Questo per dire essenzialmente che cos'è il movimento Umanità Nuova e per noi è davvero una sfida in questo momento in Sardegna parlare di transizione energetica. Quindi a questo punto, anche per essere breve, lascio la parola ad Arnaldo che conduce l'incontro. Grazie Detta. Quindi anche dopo aver sentito che cos'è Umanità Nuova e quali sono i suoi obiettivi, i suoi scopi, le sue modalità operative, ecco, mi sembra ulteriormente importante affrontare questo tema con uno spirito che forse deve essere un po' diverso, vuole essere un po' diverso da quello con cui si può affrontare normalmente. Ecco, abbiamo di fronte a noi come focus, come punto essenziale, il dialogo. E tant'è vero che l'incontro si intitola così, Transizione energetica in Sardegna, dialoghiamo. Quindi crediamo
siamo fortemente convinti che per poter dialogare al primo posto, come punto di partenza, ci deve essere l'ascolto. L'ascolto che implica una serie di atteggiamenti positivi verso l'altro. E questo in qualche modo lo vogliamo proporre ad ognuno dei nostri relatori, non perché non crediamo che non faccia già parte del suo bagaglio, ma perché ci piace, che ci piacerebbe, ecco, che in qualche modo questa nostra esperienza di stasera diventi anche un'esperienza fondante ed esportabile rispetto a come ci si può porre in relazione l'uno con l'altro, al fine di non semplicemente contrapporre delle idee o delle opinioni, ma al fine di arrivare anche ad una visione il più possibile condivisa, perlomeno nei punti di partenza. Ecco, sappiamo che i punti di arrivo possono essere anche tanti, nessuno di noi sa esattamente dove dobbiamo arrivare, però il percorso che facciamo insieme è l'aspetto più importante, è l'aspetto essenziale del nostro agire. Se siamo convinti che l'aspetto più importante, che la cosa essenziale è andare avanti insieme nell'ascolto e nel dialogo, sicuramente raggiungeremo una conoscenza che prima non avevamo, qualche cosa di nuovo che nascerà proprio dal rapporto. Ecco, detto questo, ritorno al tema per dire che è un tema che ci mette davanti a tantissime questioni di varia natura, e per questo motivo Umanità Nuova ha ritenuto essenziale coinvolgere da subito persone che hanno competenze diverse, ma che sono tutte fortemente esperte e impegnate, anche con passione, per cui non possiamo escludere, diciamo, questo aspetto, non possiamo escludere che ci siano anche dei punti di attrito tra i partecipanti al dibattito, ma vogliamo però che questo attrito, questa contrapposizione non violenta e accogliente possa essere comunque la base per raggiungere qualche cosa di più, che non sia semplicemente la posizione in cui ognuno si trova prima di iniziare il dialogo stesso. Ecco, è un tema che ha sollecitato la nostra attenzione perché è un tema che è evidentemente portatore di tensioni sociali, evidentemente portatore di rischi, oltre che di potenzialità. Per chi, come me, come tanti di noi, ha sempre creduto nella necessità di una evoluzione del sistema economico, di quello produttivo e di quello dei consumi in termini ecologici, la transizione energetica in questo momento è una sfida. È qualcosa che abbiamo sempre desiderato, ma che contemporaneamente sta diventando per certi versi un problema di difficilissimo approccio. Ecco, questo perché? Perché si incrociano su questo tema aspetti profondamente importanti per ogni cittadino e in particolare per ogni sardo, pensando vabbè, per ogni cittadino, in particolare per ogni sardo, pensando alla transizione che vediamo da noi, insomma, a quello che sta succedendo in Sardegna, o meglio, non tanto alla transizione che noi stiamo vedendo, ma a quella che potremmo vedere per come si presentano gli scenari possibili. Va bene. Allora, dicevo, i scenari possibili contengono una serie di modalità particolarmente negative. Questo perché la transizione, per come si prospetta, per come si presenta, appare come potenzialmente lesiva di una serie di elementi che ci interessano particolarmente, alcuni elementi identitari della nostra isola, alcuni beni archeologici, beni culturali, i beni paesaggistici vengono messi in gioco e a seconda di come si guarda il problema o di quali scenari si intravedono come esito finale del processo, questi beni risultano anche fortemente a rischio. Per questo motivo moltissimi cittadini si sono organizzati, sono nati tantissimi comitati che contrastano questa modalità di transizione, non la transizione energetica in generale,
e assistiamo contemporaneamente ad una difficoltà della politica di interfacciarsi con il movimento popolare che sta nascendo. Eh, io come cittadino mi sarei aspettato e mi aspetto che laddove sorgono questo tipo di proteste, laddove ci sono delle aggregazioni così imponenti, così significative di cittadini che sono preoccupati per il destino dei loro territori, lì mi aspetterei di trovare tutti gli amministratori delle comunità politiche, tutti gli amministratori comunali, così come gli amministratori regionali, così come i politici sardi impegnati a livello nazionale ed europeo. E questo, da quello che si vede, sembra che non stia avvenendo. Per cui è un ulteriore elemento di preoccupazione, l'assenza, comunque il distacco della politica rispetto al tema della transizione, così come lo stanno trattando e affrontando i comitati dei cittadini. Si tratta, a mio parere, di tutelare dei beni comuni, il paesaggio, l'ambiente, la salute, l'identità culturale legata magari alla campagna che ancora viene coltivata, che ancora è sentita come qualche cosa di essenziale da parte di tantissimi cittadini sardi, anche quando si tratta di un piccolissimo appezzamento di terreno che però diventa il luogo dove la famiglia si ritrova e si riconosce nelle tradizioni dei propri avi, che porta avanti quella piccola attività agricola di sussistenza che ancora garantisce dei beni, degli alimenti sani, utilizzabili senza rischio per la salute, perché privi di sostanze chimiche, perché insomma trattati come si deve, perché si sa che se un alimento è destinato alla mia famiglia, ai miei amici, alla mia comunità, quell'alimento verrà curato in maniera particolare. Ecco, questi beni sono a rischio perché la transizione sta avvenendo in maniera difficilmente controllabile da parte dei cittadini. Questa è la mia sensazione. Poi gli esperti diranno, senz'altro potranno dire molto di più. Ecco, detto questo, l'altro tema che è a monte di tutto è che cos'è in realtà la transizione energetica, perché è essenziale, è necessaria, oppure perché non lo è. Ecco, perché questo tipo di transizione? Perché i numeri che i decreti stabiliscono per quanto riguarda la produzione di energie rinnovabili in Sardegna sono proprio quelli, ma devono essere quelli, oppure potrebbero essere altri, potrebbero essere inferiori, superiori. Ci sono delle ragioni dietro ogni scelta e ovviamente queste ragioni a volte sono semplicemente ragioni tecniche, a volte sono ragioni politiche o dettate da gruppi di interesse economico. Sta a noi tutti insieme capire se quei numeri possono essere compatibili con le esigenze reali dei sardi e della Sardegna, oppure se in qualche modo si deve agire per modificarli, per andare da un'altra parte, per cercare altre modalità attuative. Ecco, sappiamo che ci sono, che sono possibili anche altre modalità e quindi cercheremo di esplorarle. In questo momento darei la parola ad Andrea Fabrizi, che parlerà sul tema attualità e prospettive della produzione di energia elettrica in Sardegna. Mi ricordo anche, e vi ricordo, che nella seconda parte del dialogo interverrà anche un ospite che prima non ho avuto la memoria di citare, e che è il magistrato De Nicola, che ci dirà diciamo, del suo apporto ad una proposta di legge che è in corso di elaborazione, se ho capito bene, ma ci dirà poi lui nei dettagli di che cosa si tratta. Adesso lascio la parola all'ingegner Fabrizi. Andrea, se stai parlando non ti sentiamo. Se non Eccomi, stai parlando mi non ti sentite? sentiamo. Ecco, adesso sì. Vedete anche la prima slide? Vediamo anche la prima slide, sì, perfetto. Allora, perfetto. Allora, buonasera a tutti, grazie per esservi collegati. Mi chiamo Andrea Fabrizi e sono un ingegnere industriale.
Quindi, essendo direttamente impegnato da 25 anni nel settore, anche energetico, mi sento di fare una breve premessa prima di entrare nell'analisi dei dati che spero non vi annoierà. Allora, in particolare, i recenti eventi ad Oristano e Selagius dimostrano, da un lato, la ferrea volontà di molti per tutelare gli interessi generali del territorio, ma anche la volontà, a mio parere, di altri a difendere alcuni interessi particolari per mantenere uno status quo. Questo è un elemento che vedo molto critico nel dialogo. Un errore, dal mio punto di vista, è evidentemente quello di non governare adeguatamente i procedimenti autorizzativi, almeno dico io dal punto di vista comunicativo, ma soprattutto dal punto di vista tecnico, non puntare davvero ad una generazione distribuita delle rinnovabili mediante le comunità energetiche, che avrebbero tutti i presupposti per il miglior governo della transizione. A livello generale, sostengo infatti che la transizione energetica delineata a livello europeo sia una scelta coraggiosa e lungimirante, che porta allo sviluppo di ciascuna regione, inclusa la Sardegna. L'ultimo tormentone, soprattutto mediatico, sulle pale eoliche mette senz'altro in luce un problema anche grave di ricadute sui territori, ma direi non aiuta al dialogo, al confronto auspicato. Adesso procedo a esporre alcuni dati, riservandomi alla fine di esprimere un parere sulle conclusioni. Allora, oggi proverò a parlare di bilanci energetici, di fabbisogno effettivo di rinnovabili, di analisi fake news e cercare di trovare un po' la verità dietro e effettive azioni possibili. Anzitutto, che significa la transizione energetica? Vuol dire decarbonizzare, ovvero superare tutte le forme di combustione passando dal fuoco sostanzialmente all'elettricità. Quindi proverò a trattare alcuni temi di stretta attualità, non si tratta di opinioni mie, ma di analisi e rappresentazione di dati disponibili da parte di Terna. Ad esempio, andando a osservare quelli che sono i bilanci energetici della Sardegna, che sono disponibili anche in tempo reale, si osserva che i territori con un mix energetico sbilanciato sulle rinnovabili ottengono tendenzialmente una struttura di costi molto più favorevole. Questo a riprova che investire sulle rinnovabili ha anche una convenienza di natura economica, oltre che ambientale. Ehm, Proviamo un attimo a parlare sulle unità di misura. Cosa vuol dire un gigawatt? Un gigawatt equivale sostanzialmente, immaginiamoci la potenza di due centrali a carbone, come possono essere quella del Sulcis e di Fiume Santo. Quindi, se vogliamo superare le emissioni, il riscaldamento globale, costi diretti e indiretti per malattie, possiamo scegliere se mantenere quello che c'è attualmente oppure installare per ogni centrale a carbone, giusto per dare un'idea, l'equivalente di 10 parchi eolici come quello che attualmente è a Porto Scuso. Questa potrebbe essere giusto per dare un'idea delle dimensioni. Questi sono i primi dati che vi mostro da parte di Terna. A livello regionale il consumo di energia elettrica è calato a partire da 10 anni fa a causa della crisi industriale, ma negli ultimi 10 anni si è stabilizzato nell'intorno degli 8.000 gigawattora anno. Sempre per darvi un'idea, servirebbero circa 1.000 aerogeneratori da 4 megawatt solo per soddisfare il nostro fabbisogno regionale. Quindi la domanda netta di energia elettrica è in calo. Questo diagramma evidenzia un 10% di perdite perché passiamo a 9.000 gigawattora rispetto agli 8.000 precedenti. E da questo grafico evidenziamo anche un export di termoelettrico notevole che corrisponde a circa la metà della produzione termoelettrica. Da qui si vede l'andamento dell'export e vediamo che in effetti negli ultimi 10 anni si è stabilizzato nell'intorno dei 3-4 mila gigawattora anno. Da qui vediamo che il termoelettrico produce circa il doppio dell'export. Parlando di capacità installata nel mondo, circa l'80% degli investimenti sono per il fotovoltaico e l'eolico attualmente, parlando di capacità installata. A livello europeo addirittura di più, parliamo dell'84%. Si osserva che di nucleare non c'è traccia, quindi questo a riprova che chi parla di nucleare almeno perlomeno non segue quelle che sono le tendenze globali. Parlando di capacità installata efficiente, è circa costante per quanto riguarda
per quanto riguarda l'idroelettrico e il termoelettrico. Dal 2011 c'è stata un'impennata in leggera crescita anche per fotovoltaico e eolico. La produzione netta della Sardegna è in leggero calo, parliamo di entro i 13.000 gigawattora anno, a causa proprio del minore dispacciamento del termoelettrico, che vediamo da questo grafico che è crollato principalmente, credo, a causa della crisi industriale. Invece il totale delle rinnovabili è aumentato a partire da 10 anni fa, però si è stabilizzato nell'intorno dei 4.000 gigawattora anno. Parliamo un attimo della rete. La rete è basata sui lavori fatti dalla Società Elettrica Sarda, fondata nel 1911. Questa società operava in tutti i settori elettrici, trasporti inclusi, e dopo 50 anni è stata nazionalizzata. Ed Enel ha assorbito le infrastrutture della SES, che includevano centrali elettriche e anche la sede in Piazza del Feno, costruita tra il 57 e il 61. Ad oggi la condizione di monopolio naturale rimane per la trasmissione, che è in capo a Terna, e per la distribuzione, che è in capo a Enel Distribuzione. Come hanno fatto altre regioni, a 60 anni dalla nazionalizzazione, la Sardegna ha oggi ampi spazi per creare un soggetto che operi lato generazione e lato amministrazione e regolamentazione, compatibilmente con le prerogative di livello nazionale. Per esempio la Basilicata lo sta facendo e grazie ai giacimenti di idrocarburi fornisce ai residenti una carta carburanti gratuita. Parliamo un attimo di fake news. La rete, una di queste fake news, narra che la nostra rete non sarà mai in grado di gestire il 100% di rinnovabili. Questo è falso. Questo lo dimostra anche nei studi recenti dell'anno scorso dell'Università di Cagliari. Prevede che l'energia importata negli scenari al 2030-2050 varia tra il 5 e il 12%, l'energia esportata tra il 9 e il 23%. Parliamo di studi approfonditi, non, diciamo, improvvisati. Arriviamo un po' al dunque di oggi. Perché si parla di 6 gigawatt? L'obiettivo è espresso in potenza anziché in energia. Già questo è un problema perché contribuisce a creare confusione. Da qui vediamo che a pari potenza installata la produttività media dell'eolico, benché fortemente variabile, lo vediamo da qui, è circa un terzo maggiore del fotovoltaico. Qui abbiamo 2000 kWh anno rispetto alla media di 1500. Da notare anche che l'eolico beneficia delle economie di scala molto più del fotovoltaico, che è di tipo modulare. Il conto è presto fatto. La Sardegna richiede 10.000 gigawattora di energia fossile ogni anno. Per arrivare a questa quantità a cui dobbiamo rinunciare, dobbiamo pensare a quella potenza di 6,6 gigawatt che lavora in media per 1.600 euro ore anno. Questo considerando un mix tra fotovoltaico e eolico, sbilanciato sul fotovoltaico però. L'obiettivo di 6 gigawatt è un obiettivo ambizioso rispetto alla situazione attuale, ma comunque raggiungibile. Lo dimostriamo anche ciò che abbiamo fatto a partire dal 2011. Quindi io direi che l'ambiente, la competitività, la resilienza energetica della regione richiedono un'installazione di almeno 6 gigawatt aggiuntivi. Terna dichiara che dal 2021 al 2022 la Sardegna ha installato 0,2 e oggi siamo arrivati a 1 rispetto ai 6 richiesti. Quindi di questo passo, con questo andamento, non riusciamo a raggiungere l'obiettivo di transizione. Il target potrebbe essere meglio raggiunto, a mio parere, questo è un elemento fondamentale, attraverso le comunità energetiche, che consistono in fotovoltaico sulle coperture, richiedono adeguate politiche di sostegno, anche regionali, e hanno un modello diciamo, di produzione molto, molto più distribuito rispetto a quelli che sono i parchi eolici fotovoltaici di cui parliamo oggi. Altra fake news, qualcuno dice solo la Sardegna deve installare rinnovabili. Qui vediamo evidentemente che anche nell'ultimo decreto ministeriale dell'ambiente, che non è vero, alcune regioni come l'Emilia-Romagna, la Lombardia, la Puglia, la Sicilia hanno obiettivi anche più alti di quelli della Sardegna. Quindi io non ho fatto i conti per quelle regioni, però suppongo che il conto sia simile, cioè ovvero superare il termoelettrico e trovare la capacità equivalente per installare il rinnovabile. Costi energetici, altra fake news. Allora, abbiamo costi di energia termica maggiori, questo è vero, perché non avendo una distribuzione di metano come il resto dell'Italia,
Le industrie che richiedono energia termica ad alta temperatura mediante combustione sono penalizzate, a meno dei famosi aiuti di Stato che ricevono alcune industrie. Però la falsità è che non abbiamo costi finali di energia elettrica maggiori, in quanto la struttura di formazione del prezzo per gli utenti finali avviene a livello nazionale mediante quello che si chiama il PUN, prezzo unico nazionale. Questo però, a causa della dipendenza d'Italia dal fossile, il prezzo unico nazionale non è competitivo rispetto a quello di altre nazioni. È probabile che le nostre centrali termoelettriche in Sardegna, lavorando per meno di 4.000 ore all'anno, abbiano tendenzialmente costi maggiori di produzione rispetto ai più moderni gruppi termoelettrici, però ciò non implica un aumento del prezzo finale. Il nucleare, altra fake news. Qualcuno dice che è vantaggioso investire nel nucleare di nuova generazione. Questo è palesemente falso, anzitutto perché non c'è nessun nucleare di nuova generazione. Parliamo sempre di fissione e i reattori a fusione sono quelli di cui qualcuno ogni tanto parla, sono stabili solo per pochi minuti, quindi non sono una garanzia neanche nel futuro prossimo o remoto. La ricerca va avanti. Il problema delle scorie da fissione rimane insoluto e questo pone la fissione fuori mercato rispetto alle rinnovabili, quindi è anche una tecnologia che oltre ad essere rischiosa è anche più costosa delle rinnovabili. A riprova di questo, la capacità nucleare che viene dismessa nel mondo è pressoché pari a quella che viene installata. Qui vediamo il bilancio in gigawatt installati a livello globale, di nuovo vediamo una prevalenza di eolico e solare. L'idrogeno, altra fake news. È utile investire sull'idrogeno come vettore per la transizione? Questo è falso, in quanto a parità di prestazioni la bolletta di una casa alimentata a idrogeno costerebbe circa il doppio di quella di una casa elettrificata. A parità di energia resa, una superficie impegnata per produrre energia verde destinata a idrogeno verde dovrebbe essere almeno il doppio di quella che richiede direttamente una superficie che alimenta una cabina di trasformazione. Quindi, non risultando prospettive competitive per l'idrogeno, il suo utilizzo ha senso solo su poche applicazioni di nicchia, che sono di quelle difficili da abbattere, che sono difficili da decarbonizzare. Però diciamo che tendenzialmente queste applicazioni sono sempre più residuali. Quindi le prospettive sull'idrogeno rimangono oggi nel campo della ricerca e assolutamente non nello sviluppo. Tra l'altro, da poco la Corte di Giustizia europea si è anche espressa al riguardo, mettendo anche in discussione le scelte fatte a livello europeo, guidate dalla Germania, che sta pesantemente investendo sull'idrogeno, con tutta probabilità per una scelta politica e non di natura tecnica. Qui vediamo i diagrammi Sankey per quanto riguarda i rendimenti delle macchine a idrogeno. Qui vediamo che fondamentalmente non arrivano alla metà. Qui vediamo che a parità di energia immessa un'auto elettrica percorre il doppio dei chilometri di un'auto a idrogeno. Viceversa, a parità di chilometri, una macchina a idrogeno assorbe più del doppio dell'energia di una macchina elettrica. Altra fake news, le auto elettriche si ricaricano da fonti fossili. Questo è falso, perché già oggi noi abbiamo una produzione di rinnovabili che è di 120.000 gigawattora anno. Se noi avessimo tutto il parco auto elettrificato, è stato calcolato che avrebbero un consumo di 80.000 gigawattora anno, quindi già inferiore rispetto a ciò che è la produzione attuale delle rinnovabili. Ovviamente la cosa va gestita attraverso reti intelligenti. Le auto elettriche manderanno in crisi la rete. Questa è un'altra falsità perché esistono tecnologie che si chiamano V1G e V2G che possono modulare gli scambi con la rete contribuendo alla stabilità. In pratica le auto elettriche hanno la capacità attraverso la loro batteria di stabilizzare la rete durante la ricarica. Gettito fiscale. L'elettrificazione causerà un abbattimento del gettito fiscale. Questa è una mezza verità perché le tasse medie sul kilowatt termico sono leggermente inferiori rispetto a quelle sul kilowatt elettrico. Però considerando che l'auto elettrica è circa 4 volte più efficiente dell'autocombustione, a parità di prestazione l'auto elettrica costa e rende meno della metà in tasse. Arrivo alle conclusioni. Allora, dal mio punto di vista, prima iniziamo a rinunciare all'utilizzo di combustibili, prima ci affrancheremo dalle emissioni, dai costi diretti e indiretti
e dagli altri rischi anche geopolitici del fossile. Tecnologie come il nucleare e l'idrogeno oggi non consentono una decarbonizzazione priva di esternalità negative su ambiente e competitività del sistema. La transizione energetica potrà avvenire in Sardegna, come nel resto del mondo, con investimenti in impianti fotovoltaici ed eolici e anche efficientamenti per consentire anche una modulazione degli assorbimenti in funzione delle produzioni non programmabili. Il nostro vantaggio competitivo nella transizione è realizzabile attraverso un accurato governo degli investimenti, a mio parere attraverso anzitutto le comunità energetiche, con smart grid e agevolazioni per accelerare l'elettrificazione dei consumi, come ad esempio la mobilità elettrica, pompe di calore e piastre di induzione. Cioè, in sostanza, stiamo parlando di superare tutto ciò che è combustibile. In conclusione, la transizione energetica vuol dire decarbonizzare, ovvero superare tutte le forme di combustione, passare dai rischi e sprechi del fuoco all'efficienza dell'elettricità distribuita. Qui cito Gustav Mahler che, come Arnaldo mi ha ricordato, sostiene che si tratta di custodire quello che abbiamo e non di osservare le ceneri, ovvero gestire le nostre eccellenze. Io vi ringrazio e ascolto volentieri i prossimi relatori. Grazie, grazie Andrea. Senti anche l'applauso della sala. Ecco, io credo che le tue riflessioni, le tue argomentazioni sicuramente sono state molto utili a chi ha ascoltato e immagino anche che abbiano suscitato nei relatori, almeno in alcuni, diciamo, ulteriori argomentazioni, non dico da contrapporre, ma comunque da confrontare con le tue. In ogni caso, adesso do la parola ad Antonio Muscas del coordinamento dei comitati sardi contro la speculazione energetica e subito dopo a Marta Battaglia, presidente di Lega Ambiente Sardegna. Ricordo a tutti i prossimi relatori che il tempo a disposizione per ogni intervento è al massimo di 10 minuti e che cercheremo, non l'abbiamo fatto prima, ma cercheremo da questo punto in poi di monitorare i tempi per cui verranno avvisati allo scadere dell'8º minuto che avranno ancora 2 minuti per completare il loro discorso. Lascio la parola quindi ad Antonio Muscas. Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Io intanto ringrazio anche Andrea Fabrizi per la sua esposizione, che è molto interessante e che io diciamo, condivido praticamente in toto. È chiaro che, visto il limitato tempo a disposizione, molti di quegli argomenti avrebbero necessità di essere approfonditi proprio perché io credo che sia importante chiarire bene alle persone, chiamiamole le persone comuni, la necessità di portare avanti una transizione ecologica cosiddetta ordinata. E per fare questo è necessario che tutti noi siamo dotati e ci dotiamo degli adeguati strumenti. Io per iniziare intanto vorrei dire che la transizione elettrica è una parte della transizione ecologica. La transizione ecologica noi la dobbiamo portare avanti perché evidentemente c'è una necessità, un'impellenza dovuta al disequilibrio che si è creato nell'ecosistema a causa delle attività antropiche. Nello specifico si tratta quindi di un consumo esorbitante di risorse rinnovabili e non rinnovabili e della riduzione drastica della biodiversità. Tant'è vero che la stessa Unione Europea, fortunatamente qualche giorno fa, ha finalmente approvato la legge sul ripristino della natura, perché ormai è riconosciuto che una parte preponderante, stiamo parlando del 70-80% dei suoli in Europa, è degradato e quindi c'è questa necessità di recuperare i suoli, si vuole andare a recuperare i suoli e recuperare soprattutto la biodiversità. Perciò noi dobbiamo trovare qual è il giusto equilibrio tra le esigenze di consumo di risorse, di produzione di energia
è il recupero della biodiversità. E perciò questo enorme numero di impianti che sono previsti in Sardegna, stiamo parlando di oltre 800 impianti per una produzione potenziale stimata che è di circa 10 volte. Andrea prima ha parlato di 6 gigawatt come tetto minimo, noi abbiamo richieste per quasi 60 gigawatt, quindi circa 10 volte tanto, che richiederebbero un consumo di suolo che è stato calcolato in circa il 30% del suolo sardo, che è quasi tutto suolo agricolo o suolo comunque di pregio. Ed è chiaro che non si concilia il consumo di suolo col recupero del suolo. Noi dobbiamo capire quindi qual è il giusto equilibrio. Il problema oggi è che ci sono tante soluzioni, alcune sono state esposte appunto nell'intervento precedente, ma noi ci troviamo a che fare con un sistema legislativo che ha aperto le porte agli speculatori. Per cui noi, per quanto abbiamo ottime proposte da presentare, dobbiamo condurre una battaglia contro l'assalto al territorio. E perché le normative vigenti hanno estromesso completamente le comunità dai processi decisionali, le autonomie locali e lo stesso governo della regione. Questo devo dire anche con la connivenza della stessa regione, perché stiamo parlando di un insieme di normative che partono già dal 2003 e che normative che noi riteniamo per alcuni versi, per alcuni aspetti anche anticostituzionali, che non rispettano le direttive europee o comunque le travisano e che non sono mai state impugnate dai governi regionali che sono succeduti alla guida della Sardegna. E quindi questo è il problema principale: regolamentare la transizione ecologica e mettere assieme tutti questi aspetti. Oggi si parla dell'approvazione di una legge di moratoria, ma in effetti questa legge, nel momento in cui è stata approvata, si trova ad avere a che fare con tutti i procedimenti in corso per questi oltre 800 progetti, più gli altri progetti che ormai sono già stati approvati definitivamente, che come stiamo vedendo stanno andando a essere realizzati. E perciò il timore nostro è che questa legge praticamente entri in vigore quando ormai i buoi sono già scappati, e richiederebbe una riapertura di un confronto con lo Stato, perché è chiaro che oggi la Sardegna, a nostro avviso, non può semplicemente dotandosi di leggi proprie, mettere freno o mettere ordine a questo assalto. Noi crediamo che debba essere da parte della Regione Sardegna ha riaperto un confronto e preteso da parte del governo italiano una presa di posizione che in qualche modo ci consenta di essere partecipi. Noi siamo stati completamente estromessi da questo processo. Ma voglio dire, se si parla di transizione ecologica, anche noi siamo parte della transizione ecologica, anche noi cittadini, quindi questa transizione ecologica a beneficio di chi deve essere. Non può essere una transizione ecologica a danno delle comunità come quella dei sardi. L'altro aspetto abbastanza grave deriva dal fatto che se tutti questi impianti venissero realizzati, o se anche solo una parte, anche la metà o un quarto, questa energia potenziale non potrebbe essere sfruttata dalla Sardegna, perché noi non abbiamo la capacità di assorbire quel quantitativo di energia. Abbiamo tra l'altro una rete elettrica che andrebbe ammodernata anche per far fronte alla produzione distribuita. E invece abbiamo una rete disastrata, l'abbiamo visto negli ultimi tempi, no? In estate, quando collassa, se si accende qualche condizionatore in più, o in inverno, quando basta il maltempo per far buttare giù i pali. Quindi questa energia in eccesso non può essere utilizzata dalla Sardegna, ma non può essere neanche esportata. Quindi io sono d'accordo che quando si parla di energia prodotta in Sardegna che deve diventare l'hub del Mediterraneo, questo qua non coincide con la realtà, perché le infrastrutture che ci collegano col continente non sarebbero in grado di trasportare che una minima parte. E in tutti i casi
se anche riuscisse a trasportare tutta l'energia, il fabbisogno energetico solo della Lombardia o del nord Italia è enormemente superiore rispetto alla capacità produttiva che avrebbe la Sardegna. Quindi queste sono argomentazioni, per quanto mi riguarda, prive di fondamento. Però il problema quale diventa? Che se io quell'energia non la posso produrre, queste società che hanno avuto l'autorizzazione a realizzare gli impianti saranno costrette a rimanere ferme, e per rimanere ferme vuol dire che avranno diritto a essere compensate, come già avviene oggi e come vediamo nei casi del Mare del Nord, dove questi impianti non riescono a trasferire tutta l'energia verso il sud dell'Inghilterra e vengono pagati abbondantemente per stare fermi. E allora significa, il calcolo che è stato fatto è di circa 10 miliardi in termini economici, costi annui per pagare questi impianti, sia per produrre che per stare fermi, i soldi che verrebbero prelevati dalle bollette dei cittadini. Quindi un carico ambientale enorme, un disastro per il territorio e anche un disastro economico, perché nel momento in cui io non posso investire per Antonio, scusa, portare... Sì, 8-9 minuti sono sì, già... sì, sto chiudendo e credo che sia questo il punto fondamentale. Noi abbiamo bisogno di portarla avanti questa transizione, abbiamo bisogno di decarbonizzare, abbiamo bisogno di ripristinare l'ecosistema, di ripristinare la biodiversità e abbiamo necessità che i nostri investimenti, i nostri soldi vengano investiti per darci delle risposte. Invece in questo caso noi stiamo arrecando un danno irreversibile, noi stiamo fallendo l'obiettivo e stiamo rischiando, lo dico tranquillamente, stiamo rischiando di andare verso il disastro, perché nel momento in cui io spendo tutte le mie risorse per una cosa che non funziona, io non avrò alternativa, avrò un territorio devastato, sottratto ai cittadini, perché c'è anche la questione degli espropri che avvengono a prescindere dalla volontà delle comunità, perché la legge oggi consente questa siccità, quindi rischiamo di perdere la nostra terra, la nostra identità e di non centrare l'obiettivo e questo noi non ce lo possiamo permettere. Grazie. Grazie a te, Antonio. Allora, diamo subito la parola a Marta Battaglia, presidente di Lega Ambiente Sardegna, la quale esporrà il punto di vista della propria organizzazione, che sappiamo essere un po' diverso, diciamo, in questo momento si distacca un po' da quella che è la posizione dei comitati contro la speculazione, cosiddetti così presi nel loro insieme. Ecco, comunque ci dirà esattamente Marta qual è il punto di vista di Lega Ambiente. Prego. Grazie Arnaldo, grazie dell'invito all'associazione e dico in apertura che apprezziamo molto proprio lo spirito di dialogo e di confronto, anche tra voci e posizioni apparentemente diverse e che io dico sempre spesso hanno dei punti di contatto su cui dovremmo provare invece a lavorare. Quindi grazie dell'opportunità. Ecco, noi siamo qui assolutamente con lo spirito che veniva richiamato in apertura. Innanzitutto condividiamo molto il fatto che il tema che ci è stato assegnato parli di transizione ecologica e non esclusivamente di transizione energetica, che è una parte, ma non esaurisce il cambiamento a cui siamo chiamati da una situazione che va sempre peggiorando. La crisi climatica ha delle ripercussioni su tanti ambiti della nostra vita, del nostro stare sulla Terra e noi non dobbiamo affrontarlo soltanto tramite un ripensamento del nostro modello di produzione di energia e di consumo dell'energia, ma anche tramite tanti altri campi di lavoro, che sono la produzione e la gestione dei rifiuti, un ripensamento del sistema della mobilità, ma anche, come diceva Antonio Muscas poco fa, una diversa attenzione, un diverso sguardo alle componenti naturalistiche, alla biodiversità, su cui dobbiamo avere un approccio appunto radicalmente diverso, ripensare il sistema, il valore delle aree protette, eccetera, eccetera. Diciamo, il mondo della transizione ci chiama ad impegnarci a riflettere su tanti ambiti che potrebbero essere tutti a scale diverse di nostra competenza. Il tema è quali impatti questa transizione andrà a generare.
devo dire che sì, se Legambiente dovesse rispondere così a una domanda a bruciapelo su quali impatti ti vengono in mente in questo momento a cui è esposta la Sardegna, gli impatti sono quelli dovuti ai cambiamenti climatici. Le ondate di calore, le alluvioni, il tema della siccità, ma anche se vogliamo rimanere un po' di più sull'aspetto della biodiversità, anche da poco siamo andati a visitare una piccola impresa di apicoltura, vediamo le api che sopravvivono, che non producono, il caldo sta avendo ripercussioni su diverse, non soltanto sul nostro, ecco, sulla nostra vita quotidiana, ma su quella di tanti altri esseri. Il settore agricolo vive un profondo momento di crisi per la siccità, le ripercussioni si sentono anche sul turismo, quindi impatti che sono sul paesaggio e sono sulle componenti ambientali, naturalistiche e sociali e economiche delle nostre comunità. Diciamo che stiamo già sperimentando, ecco, questo è importante che ce lo ricordiamo. Infatti ho apprezzato molto la premessa di Fabrizi, e un'altra cosa che noi cerchiamo di curare sempre nei nostri momenti informativi, formativi, è anche proprio lo scenario climatico a cui sta andando incontro la nostra regione. Siamo al centro del Mediterraneo e questo ci penalizza, nel senso che siamo tra i primi che risentono e che toccano con mano che cosa vuol dire il cambiamento del clima, che cosa comporta la crisi climatica, cioè si sposta verso nord e noi cominciamo a sentire cosa vuol dire il clima e quali sono le ripercussioni sulla nostra vita di realtà che invece sono nella sponda sud del Mediterraneo e che cominciano a essere un po' più parte della nostra esperienza di vita. Noi dobbiamo fare cosa? Sicuramente adattarci ai cambiamenti climatici, cioè dobbiamo imparare a gestire l'inevitabile, ma dobbiamo anche mitigarli, quindi dobbiamo agire costantemente, in maniera molto determinata per contrastare gli effetti. E sicuramente, ecco, su questo noi fermamente crediamo che stiamo facendo troppo poco e troppo lentamente, cioè abbiamo delle soluzioni pronte dal punto di vista tecnologico, in questo senso ecco, rientra in campo la transizione energetica, la produzione di energia da fonti rinnovabili, abbiamo le risorse, abbiamo le tecnologie e potremmo sicuramente fare di più, adeguare le infrastrutture che sono necessarie. Abbiamo parlato della rete, Fabrizi diceva abbiamo una rete a livello regionale che supporterebbe la produzione da rinnovabili, c'è la prospettiva di come la Sardegna è connessa con il resto del paese, il Tyrrhenian Link che in questo momento anche sta generando conflitti e su cui dovremmo appunto fare un ulteriore approfondimento. Sicuramente dobbiamo arrivare a decarbonizzare, chiudere le centrali a carbone, scusate, e sostituire, esatto, convertire, operare questa transizione tra le fonti fossili e le fonti rinnovabili. Che cosa ci frena? La reazione delle comunità è preziosa, ecco, questa capacità che stanno dimostrando le comunità locali, la comunità regionale di esprimersi e di attivarsi rispetto a quello che tocca le persone più da vicino è sicuramente apprezzabile. Ci frena l'attaccamento alla nostra terra, la paura di vederla cambiare e anche, penso, la giusta pretesa, no? Aspettativa di essere protagonisti e non soltanto spettatori di questi cambiamenti che sono necessari. In questo senso a me piace ricordare, non c'ero io, ma c'era l'associazione che dal 2001 almeno la Legambiente si impegna sul fronte delle rinnovabili accanto agli attori locali, accanto ai territori. Ora, solo per citare due casi che sono negli ultimi giorni comparsi sui giornali, su due giornali diversi, così non scontentiamo nessuno, sia sui due principali quotidiani regionali, il caso di Saccargia, ma anche l'esempio che è stato portato dalla Nuova Sardegna come buona pratica dell'impianto di Budusò e di Alà. Ecco, su entrambi, sin dall'inizio degli anni 2000, Legambiente ha preso posizione netta, nel primo caso chiedendo che fossero spostate le pale che risultavano visibili dalla basilica, nel secondo caso chiedendo invece e diciamo ottenendo o contribuendo a ottenere un dimezzamento della potenza che era prevista nel progetto iniziale dell'impianto di Alà e di Budusò, che oggi è portato come una buona pratica con realtà, amministrazioni e comunità che vivono
quell'esperienza traendo anche un vantaggio a livello sociale, a livello economico, e avendo evidentemente gestito il cambiamento che sicuramente c'è stato dei paesaggi, che erano i paesaggi per quelle persone di quelle comunità. Quindi ecco, una delle cose a cui siamo chiamati sicuramente è immaginare dei paesaggi diversi, dei paesaggi che possono mutare anche in funzione degli impianti di rinnovabili, dobbiamo farlo bene. Quindi io condivido, abbiamo vissuto e siamo, diciamo, la situazione attuale è frutto di una logica emergenziale che ha portato a che cosa? Una risposta massiccia delle imprese. Ricordiamo che è una risposta di connessione, di domande di connessione, che non sono progetti previsti, sono domande di connessione, che è una cosa ben diversa, perché diciamo si è aperta una prospettiva di investimento, sono imprese, cercano il profitto e su questo non dobbiamo assolutamente affermare il contrario, ma è importante che, come in un qualsiasi, ora non voglio banalizzare, ma proprio per cercare diciamo, di fare un esempio che possa far comprendere qual è il nostro punto di vista, se un ente pubblico apre un concorso per 10 posti e si presentano in 10.000, è dovere del pubblico impostare le procedure migliori per selezionare il numero di figure effettivamente necessario e le migliori figure. Quindi ecco, a questo noi dobbiamo stare attenti. Marta, Sì? hai raggiunto gli 8 minuti. Va bene? Puoi completare, grazie. Cerco di chiudere nei prossimi 2, va bene. Quindi ecco, noi abbiamo una prospettiva che ci è stata data da conteggi che non abbiamo fatto noi, che hanno fatto, che sono stati fatti a livello nazionale, che si basano sugli scenari di Terna, sugli scenari delle università. Quindi diciamo per noi la prospettiva dei 6,2 gigawatt o dei 10 gigawatt è una prospettiva credibile verso la quale dobbiamo lavorare. Che bisogno abbiamo noi? Una cosa a cui dobbiamo stare attenti è quando affianchiamo dati che non sono paragonabili. Noi oggi consumiamo una quantità di energia elettrica, ma dobbiamo stare attenti, ne consumiamo anche tanta di energia che non è elettrica e che dobbiamo tenere in considerazione da biomassa e da fonti fossili, e soprattutto la nostra domanda deve aumentare. Noi abbiamo l'ambizione di viaggiare su una mobilità su ferro come le altre regioni italiane e vogliamo che sia adeguata, che sia un servizio corrispondente, che le ferrovie siano elettrificate e dobbiamo, come diceva prima Fabrizi, pensare che forse servirà dell'idrogeno per i settori difficili da abbattere e deve essere idrogeno verde, se sarà, perché deve essere prodotto da rinnovabili, altrimenti avrebbe un impatto sulla produzione di CO2 e sulla crisi climatica che non sarebbe sostenibile. Chiudo dicendo che non dobbiamo spaventarci per le domande di connessione, dobbiamo attenerci ai nostri obiettivi. Ci sono stati dati e cerchiamo di operare in quella direzione. Significa impegnare un 1% del territorio se ci fermiamo ai 10 gigawatt, d'accordo? Non 30, perché non dobbiamo dimensionarli con le domande che dobbiamo scremare, iniziando a vedere i progetti sovrapposti che non potranno essere ovviamente approvati tutti e quindi dobbiamo assolutamente cominciare a valutare i progetti, scartando quelli che non sono adeguati e cercando di accettare quelli che invece lo sono, intervenendo come comunità, come società civile, come comitati, come cittadini, per far sentire la voce e fare davvero quello che serve fatto bene. Bene Marta, c'è un applauso della sala anche per te. Niente, io ti ringrazio la tua organizzazione per l'approccio così razionale e scientifico, ma anche passionalmente teso verso l'ecologia, insomma, verso il rispetto dell'ambiente, che poi vuol dire rispetto per l'uomo e per tutto ciò che è presente nell'ambiente oltre l'uomo. Ora è il turno di Francesca Pubusa, la professoressa Pubusa, docente di diritto amministrativo all'Università di Cagliari. Con lei trattiamo dei temi che sono molto, molto importanti rispetto all'argomento della transizione per come si sta ponendo. È evidente che c'è una sovrapposizione di competenze statali e regionali, c'è un problema, diciamo, di sovrapposizione, c'è un problema di diritto delle comunità a partecipare ai processi decisionali delle istituzioni,
Ci sono dei problemi anche di singoli, ma che non possiamo considerare da lasciare in capo ai singoli cittadini, i quali si vedono elencati in queste lunghissime liste di esproprio coattivo per motivazioni di pubblica utilità che corrispondono agli impianti che vengono via via, diciamo, vanno in fase autorizzativa. Ecco, questi cittadini che vedono improvvisamente e si accorgono a volte soltanto per caso che il loro terreno e il loro nominativo compare in queste liste sono ovviamente presi da una situazione, da un sentimento di sgomento e spesso non sanno proprio a chi rivolgersi. Quindi è evidente il ruolo che i comitati possono svolgere, in questo caso le associazioni dei cittadini, le associazioni dei consumatori, ma è importante anche chiarire quali sono gli aspetti giuridici della questione. Ecco perché lascio la parola a Francesca Popusa. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Non so se mi sentite bene. Si sente bene? Ok. Sì. Allora, grazie innanzitutto per l'invito, perché diciamo queste iniziative costringono chi fa il mio lavoro a mettersi veramente alla prova, no? Quindi al di là delle teorie, i problemi pratici, come si devono affrontare, insomma, mettiamo a terra poi il quadro normativo. Sì, appunto, con Arnaldo avevamo appunto concordato di parlare dei temi che lui ha indicato poco fa, eh, partendo dal quadro normativo. Allora, naturalmente, ecco, io nell'ambito dello spirito dell'iniziativa, che è uno spirito, come abbiamo detto, dialogante, però scusate, qualche parola critica mi scapperà, ma non è, diciamo, per non essere pacifica, è più che altro per farmi capire bene. Io sono piuttosto critica nei confronti del quadro normativo che si profila rispetto al tema di oggi, che peraltro ha delle caratteristiche che non sono solo sue, ma si ritrovano anche in altri contesti. Cioè il nostro ordinamento ha preso da tempo un abbrivio che ha delle caratteristiche ben precise e comuni qualunque sia il tema che si discute. Quindi io ho pensato a questo, di parlare di queste caratteristiche, delle caratteristiche di questo quadro normativo, che poi più che dei contenuti, perché se mi metto a parlare dei contenuti non la finiamo più e oltretutto non ne veniamo neanche a capo, perché si tratta veramente di un insieme di norme molto, molto ampio. Tra l'altro, ascoltando i vostri precedenti interventi, ho sentito, insomma, alcune delle parole che definiscono proprio le caratteristiche di questo quadro normativo e ci spiegano poi alla fine, facendo un po' una sintesi, perché ci troviamo in questa situazione e che cosa possiamo fare. Quindi dirò delle cose che sicuramente voi già sapete. Spero di non essere troppo banale, ma neanche troppo noiosa. Poi se ci sono insomma, aspetti magari da approfondire, li approfondiremo nel corso del dibattito. Allora, si è detto, lo ha detto Antonio Muscas, che iniziamo dal lontano 2003 con la disciplina rilevante sulla materia che discutiamo oggi. Si tratta diciamo, del decreto legge 239 del 2003 in materia praticamente di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico nazionale per il recupero di potenza di energia elettrica, e poi però, come ben sappiamo, una forte accelerata si è avuta negli ultimi anni. A partire dal 2021 con il decreto legislativo 199 del 2021, che come sappiamo ha recepito
una direttiva dell'Unione Europea 2001 del 2018 nella materia appunto che discutiamo oggi. E poi abbiamo avuto l'iniezione su questa questione diciamo, del PNRR, perché la transizione ecologica è uno degli obiettivi. Quindi i decreti legge 76 del 2021 e 77 del 2022 sono delle disposizioni, insomma, che ugualmente si applicano sul nostro tema. Da queste poi è scaturito un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo 2022 che diciamo si occupa sempre di questo tema con specifico riferimento alla Sardegna. Dimenticavo che nei decreti legge che vi ho citato prima, 76-2021 e 77-2022, sono contenute delle disposizioni che riguardano specificamente la nostra regione. Allora, al di là, diciamo, dei contenuti specifici, vediamo quali sono le caratteristiche di queste disposizioni. Allora, una prima caratteristica molto importante, che tutti sicuramente avrete notato, è che queste disposizioni non sono di origine, di provenienza parlamentare. D'accordo, se voi andate a vedere la maggior parte delle disposizioni che interessano il nostro tema, ma non solo, perché torno a dire, non è un elemento unico del discorso transizione energetica, ma è comune, la maggior parte sono decreti legge. Decreti legge che, secondo la nostra Costituzione, possono essere approvati dal governo in condizioni di necessità ed urgenza creata da una situazione imprevista ed imprevedibile, sconosciuta, quindi non regolata dall'ordinamento, è necessità perché? Perché occorre fornire una disciplina a questo evento imprevisto, imprevedibile e che l'ordinamento non prevedeva. Quindi il decreto legge dovrebbe intervenire, secondo la volontà costituzionale, in un vuoto normativo a fronte di un evento mai visto prima. Ora capite bene che non è questo il caso, nel senso che siccome noi abbiamo di transizione energetica, se ne parla già da parecchio tempo, perché insomma fin dagli anni 70 no, si diceva guardate che come dire, le risorse della nostra terra non sono infinite, quindi vediamo di darci, come dire, una regolata. Ecco, non è che l'emergenza climatica non è propriamente un'emergenza, nel senso che è un evento che noi conosciamo da tanto tempo. Quindi decreto legge che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente tu consideri emergenziale un evento e lo regoli, ma se questo evento in realtà è già previsto nell'ordinamento giuridico ed è già regolato, ecco che il decreto legge non ha senso, anzi vorrei dire che si pone in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione. E infatti, caratteristica numero 2 di questa disciplina di cui noi oggi parliamo, è praticamente l'emergenzialità, come diceva anche Marta Battaglia, cioè praticamente questi decreti legge dicono attenzione, fermi tutti, questo evento è un'emergenza. Però non è un'emergenza perché è già conosciuto dall'ordinamento giuridico. Vi ricordo oltretutto che nel testo unico della protezione civile, decreto legislativo 1/2018, noi abbiamo una definizione giuridica dell'emergenza, d'accordo? Che assolutamente è cosa ben diversa. Ora non mi posso fermare ad approfondire perché vedo che sono già a 7 minuti e 42, mi sto cronometrando. È una cosa ben diversa, d'accordo, da quella che ci prospetta il governo, perché non possiamo neanche dire il legislatore ormai, ma il governo quando parla di emergenza. Cioè questa emergenza di cui ci parlano questi decreti legge, che si tratti di PNRR, che si tratti, guardate, di Olimpiadi Milano-Cortina, che si tratti di Giubileo 2025, che si tratti di guerra in Ucraina, guardate, sono delle emergenze che non coincidono con quanto previsto dal nostro testo unico della protezione civile. Quindi è un'emergenza surrettizia, d'accordo? Dal punto di vista giuridico, un'emergenza surrettizia. Allora, però, se questo è vero, che cosa vuol dire? Che tu per regolare questa roba
che in realtà è già regolata, perché se ci pensate, su tutti questi temi che io vi ho evocato, la disciplina già esiste, quindi codice dei contratti pubblici, ovvero codice degli appalti, come lo vogliamo chiamare, per quanto riguarda Giubileo e Milano Cortina, disciplina sulla produzione e esportazione delle armi, per quanto riguarda guerra in Ucraina e così via. E anche nel nostro caso, no? Codice dell'ambiente, codice del paesaggio. Allora, se l'emergenza in realtà non esiste e la disciplina c'è già, tu con questi decreti legge che dichiarano questa emergenza vai a terza categoria, terza caratteristica, derogare una disciplina che già esiste. Cioè, in sostanza, usi il decreto legge in una maniera totalmente sbagliata perché lo utilizzi per intervenire a gamba tesa su un quadro normativo che già esiste perché lo vuoi derogare. Perché? Perché il tuo interesse non è tanto quello di, a questo punto, no, viene da pensare, tanto quello di perseguire quell'interesse generale, ma la finalità è quella di una semplificazione fine a se stessa, perché ricordate che l'emergenza richiama semplificazione. Semplificazione cosa vuol dire? Tutto quello che avete detto voi. Taglio i procedimenti amministrativi per la maggior parte. Quindi cosa vuol dire? Che tutte le parti istruttorie, tutte le parti di partecipazione, tutte le parti di confronto, tutte le parti che in questa visione efficientistica ci fanno perdere tempo, ci rallentano, vengono eliminate. Allora sono già 10 minuti, concludo. Ecco perché ci troviamo in questa situazione. Se tu i cittadini non li coinvolgi nel procedimento, quel mancato coinvolgimento si trasforma in conflitto, quello che stiamo vedendo oggi. Il diritto non regola più niente, non è in grado di gestire il conflitto, allora diventa repressivo e quindi abbiamo un diritto che sanziona, no? Salvini diceva l'altro giorno, chi protesta contro le infrastrutture stia attento perché finisce in galera quasi quanto un omicida per una quantità di pena che calcolavamo con qualche amico è pari quasi a quella e poi se insomma succede qualche controversia con le forze dell'ordine, noi anticipiamo le spese legali alle forze dell'ordine. Quindi questo è, diciamo, il quadro. Concludo dicendo che non è un quadro, ok? Non è un quadro normativo, è normativa alluvionale che contraddice se stessa e che non costituisce più funzione giuridica. Ho concluso. Grazie Francesca. Grazie sia per l'approccio critico che ci serve, ci aiuta, sia per la puntualità nel rispettare i tempi, quindi un doppio grazie. E adesso abbiamo pensato ad una piccola variazione di programma, nel senso che intanto l'avvocata Giulia Lai non può essere presente, non è presente per ragioni di lavoro urgenti, mentre il sindaco di Carloforte Stefano Rombi ha tempi ristretti a causa di impegni successivi. Quindi diamo subito la parola a lui e subito dopo a Maurizio Onnis, sindaco di Villanova Furru. Stefano, prego, hai la parola. Grazie, grazie Arnaldo, grazie a tutti per l'invito. Allora, intanto è interessante che mi pare che tutti concordiamo sul fatto che il cambiamento climatico ci sia. Non è che questa non è una cosa da poco, è già un argomento che mi pare ci vede concordi. Io non vorrei soffermarmi molto sulle questioni di carattere tecnico-energetico, su cui mi pare sia già stato detto molto e bene da Andrea Fabrizi in particolare, ma da Muscas, da Marta Battaglia. La vorrei prendere da un altro lato, perché secondo me la questione è un po' più, diciamo, più profonda e ha a che fare con la concezione che abbiamo di energia. L'energia è un bene comune? Questa è un po', diciamo, la domanda che io mi porrei, alla quale mi sembra che sto all'Italia, diciamo così. Il nostro paese ha dato una risposta non del tutto positiva. Nel momento in cui l'Unione Europea, secondo me abbastanza giustamente, anzi giustamente nella volontà di mettere in atto la transizione,
abbastanza giustamente nelle modalità di individuazione degli obiettivi per gli Stati membri, ci ha in qualche modo spinto a andare in una direzione di trasformazione della nostra modalità di produzione energetica. Noi abbiamo abbastanza dormito per lungo tempo e a un certo punto, come dire, un po' attraverso i meccanismi che la professoressa Pubusa ci stava illustrando, abbiamo messo in atto una modalità di transizione prevalentemente top-down, quindi con obiettivi che sono da raggiungere, dove si è sostanzialmente individuata la strada più rapida per raggiungerli, che è la deregolamentazione, quindi lasciare fare interamente al mercato, il quale è naturalmente costituito da imprese che devono fare, che anche se c'è la responsabilità sociale di impresa e via discorrendo, ma sono abbastanza critico su tutte queste definizioni, devono fare del profitto e questo intendono fare. Da noi c'è molto vento e cercano di fare profitto in Sardegna. Questa è, diciamo, la questione. Questo succede perché la concezione dalla quale siamo partiti è che l'energia può essere prodotta soltanto così come negli ultimi 70 anni si è prodotto l'energia derivante dal carbon fossile, quindi attraverso imprese che, diciamo, guardando prevalentemente o essenzialmente al profitto, producono energia per la collettività. Noi però sappiamo, perché ce l'ha spiegato anche Fabrizi, che ci sono altre modalità che non sono esclusive, che non escludono anche modalità di produzione massiva, che credo che siano comunque importanti, ma che debbano essere regolate. E mi riferisco alle comunità energetiche, che sono, diciamo, un pezzo di tutta questa discussione sulla quale si sta investendo, a mio parere, abbastanza poco, cioè se ne parla, si dice che sono importanti, alcuni comuni, cioè il sindaco di Villanova Forru, diciamo, hanno lavorato su questo tema, anche noi modestamente abbiamo lavorato su questo tema da alcuni anni, ma non siamo agevolati come amministrazioni comunali, non esistono essenzialmente o sono molto pochi, o comunque se li mangia poi la domanda, o come il prezzo aumenta dei pannelli in funzione degli incentivi, quindi diciamo va studiato un meccanismo di incentivi che favorisca l'estensione delle comunità energetiche, la loro effettiva attuazione, perché questo ci consentirebbe di andare in una direzione che non dico debba sostituire, ripeto, in toto anche qualche impianto di grandi dimensioni, perché è necessario, ma è una modalità di produzione dell'energia e di condivisione dell'energia, questa sì che è in grado per sua natura di coinvolgere la comunità, di rendere attori primari i nostri concittadini, e che peraltro ci aiuterebbe sotto il profilo culturale, che è la cosa che mi preoccupa di più in tutta questa discussione, e cioè il fatto che la gestione della transizione energetica, che ripeto, a mio parere è un obiettivo fondamentale, in modo deregolamentato, induca una parte non piccola, lo dico per esperienza personale, essendo appunto un sindaco, delle comunità locali, di coloro che le abitano, dei nostri concittadini, a assumere posizioni che sono culturalmente contrarie alla transizione in sé. Cioè, c'è qualcuno che sta dicendo ma rimaniamo al carbon fossile. Cioè, se questo è quello che ci vogliono fare, cioè se vogliono sottrarci il territorio, se devono procedere con espropri, sostanzialmente con privati che espropriano in sostanza, allora rimaniamo come siamo. E questa è una tragedia, questa è la tragedia, cioè una sconfitta culturale, che però non può essere attribuita alle comunità locali che si alterano, ma deve essere attribuita a chi ha impostato un processo decisionale top-down fin dall'inizio e lo ha fatto per molti motivi, uno dei quali è raggiungere gli obiettivi nel tempo più rapido possibile, senza, come dire, avere il respiro necessario, anzi potendolo avere, ma
appunto nicchiando nel tempo e quindi arrivando arrivando con l'emergenza, dovendo rincorrere sostanzialmente. Ripeto, questo potrebbe produrre un effetto culturale devastante che rischia di minare completamente la possibilità che la transizione ecologica, che è un obiettivo necessario, possa avvenire con il consenso delle comunità locali o degli elettorati, per usare, diciamo, un termine più ampio. E siccome la politica ha tra le sue mission, diciamo così, quella di costruire consenso intorno alle decisioni, devo dire che tutto questo, se queste sono le modalità, è molto, molto complicato. Ora, recentemente si è fatta la moratoria, che però diciamo, non poteva o forse non può, forse non si voleva, credo che non potesse riguardare autorizzazioni di inizio lavori, però su questo diciamo lascio aperto al dibattito, quindi naturalmente ha degli effetti che sono più limitati rispetto alle aspettative che qualcuno probabilmente si era formato. Si sta lavorando sul decreto aree idonee con alcuni anni di ritardo. Tra l'altro, tra parentesi, mi domando cosa si sia fatto fra il 19 e il 24, chiusa parentesi, perché a questo punto me lo chiedo, la risposta è niente, sostanzialmente, e quindi anche su quello ci sarebbe forse da discutere, perché non è che il mondo è iniziato 3 mesi fa, il mondo, diciamo, esisteva anche prima. Comunque, come dire, noi abbiamo una situazione peculiare, il Comune di Carloforte non ultimi 2 minuti. Sì, 2 minuti per dire rapidamente le questioni super locali. A me interessava la questione culturale principalmente. Non ha richieste di concessioni per eolico a terra perché non può averle, essendo interamente un sito di interesse comunitario, una ZSC, avendo una serie di vincoli ambientali e paesaggistici che impediscono insomma, fin dall'inizio che si possa andare in quella direzione. Abbiamo 3 pale eoliche, 1, 2, 3, che, insomma, che potrebbe essere utile e sensato rimettere in funzione. Sono 3 pale che già esistono, che sono già lì e che non ha senso tenere fermi. A parte questo, non abbiamo questo problema specifico. Abbiamo il tema dell'offshore, sul quale apro e chiudo parentesi e concludo. Faccio presente che il comune che sto amministrando in questi anni, non è stato coinvolto nella conferenza di servizi. Noi rispondiamo ugualmente, parlo del progetto Ecnusa Wind Power, perché si dice, ed è tecnicamente anche corretto, che non abbiamo impianti di terra. L'impianto è a 35 km dalla costa, quindi perché dovreste essere coinvolti? Questa è stata la risposta. Noi abbiamo fatto presente che abbiamo delle questioni che ci interessano, c'è quella paesaggistica che devo dire per noi è meno rilevante, detto francamente, ma c'è quella invece su impatti sulla avifauna e sulla pesca che invece, come dire, non abbiamo certezze che non ci siano effetti negativi, abbiamo qualche indizio che invece questi effetti negativi ci siano, alcune ricerche, e quindi questo ci preoccupa molto, abbiamo fatto presente. Vorrei parlare ancora a lungo, ma non voglio rubare tempo. Il mio tema è culturale. Rischiamo davvero di buttare il bambino con l'acqua sporca a causa di questa modalità di attuazione della transizione. Grazie. Grazie. Grazie a te, un sindaco che interpreta in maniera reale, concreta, la volontà di autodeterminazione e soprattutto, insomma, di tutela dei beni identitari, paesaggistici, eccetera, del proprio paese, e oltre a te Maurizio Onnis, un po' diventato in questi anni un po' il paladino dell'ecologia in Sardegna, insieme alla sua amministrazione, al suo comune, e quindi diciamo ugualmente importante la sua presenza stasera con noi. Maurizio, a te la parola. Ti ringrazio, buonasera a tutti. Devo dire che c'è stata un'epoca della mia vita in cui gli scritti di Chiara Lubich mi illuminavano. Ho seguito per tanto tempo i Focolarini, ma poi probabilmente, non essendo in possesso di quello spirito pacifico che animava Chiara, ho scelto un'altra strada. Sto scherzando, naturalmente.
ma è veramente, mi preme dire, è importante dire che i focolarini sono stati e sono una presenza importantissima nella società, nel mondo ecclesiale prima di tutto e nell'intera società italiana in questo caso. Per quanto riguarda il nostro tema, colgo alcune sollecitazioni e divido il mio breve intervento in due scampoli. Comunità energetiche. In Sardegna in questo momento, per quel che so io, ci sono 2 comunità energetiche registrate al GSE e sono quella di Villanova Forru, cioè la nostra, e quella di Ussaraman. La comunità di Villanova Forru è registrata al GSE dal marzo dell'anno scorso, quindi abbiamo completato addirittura il nostro primo anno di vita operativa, possiamo dire energetica e contabile. Abbiamo iniziato a costruirla nell'autunno del 2020. In realtà fare la comunità energetica è molto semplice perché si è trattato di niente più che un'associazione, non abbiamo avuto bisogno neanche del notaio per fare la comunità energetica. Quel che poi ha portato ad allungare moltissimo i tempi è stata la burocrazia, molte difficoltà con la distribuzione dell'energia, insomma questioni di uffici, mettiamole in questi termini. Le comunità energetiche sono una cosa di cui tutti si riempiono la bocca, soprattutto la politica, ma che in realtà oggi sono una specie di foglia di fico che serve a nascondere la scarsissima voglia di occuparsene sul serio. Solo per dire che all'inizio di quest'anno è finalmente venuto fuori quel bando del PNRR da 2,2 miliardi di cui ho sentito parlare per la prima volta da Cingolani quando era ministro, oltre 2 anni e mezzo fa. O dire che la Regione Sardegna ha una legge sulle comunità energetiche maturata finalmente nell'autunno del 22, dormiva in Consiglio regionale dal 19 e questa legge prevede 2 milioni di euro per il 23, 2 milioni per il 24, 2 milioni per il 25. Voi pensate che per fare l'impianto della comunità energetica di Villanova Forru abbiamo speso 100.000 euro. È un impianto che serve 40 utenze e un centinaio di persone. I comuni in Sardegna sono 377, quindi se si volesse davvero che le comunità energetiche si espandessero bisognerebbe metterci molti più soldi, e i soldi sono sempre la temperatura di ciò che la politica vuole davvero fare. Se non li mette vuol dire che alla politica le comunità energetiche non interessano. Le comunità energetiche possano diventare uno strumento di transizione ecologica, sì, ma di nuovo solo se si espande una macchia d'olio. Sempre per dare un'idea precisa, io vi ricordo che una comunità energetica come la nostra, dentro 1 megawatt ci sta 25 volte, e dentro una pala da 6 megawatt, quindi una pala eolica come quelle che vogliono impiantare sul nostro territorio, ci sta 150 volte la mia comunità energetica. Quindi stiamo parlando di fenomeni che si muovono su scale completamente diverse. Ed è veramente impossibile al giorno d'oggi anche solo ipotizzare che le comunità energetiche, che sono poche decine in tutta Italia, diventino un fattore niente più che residuale nella transizione ecologica dell'Italia stessa. Per quanto riguarda l'altro argomento, cosa vi devo dire? Io veramente sono arrabbiato, ma molto arrabbiato. Prima la professoressa parlava di decretazione d'urgenza come legislazione alluvionale e oggi mi sono sentito dire però, appunto, che la moratoria non può applicarsi sui procedimenti già autorizzati perché sarebbe incostituzionale. Io mi chiedo sempre che cos'è più incostituzionale in tutta questa faccenda. Che cos'è più incostituzionale? Passare sopra le comunità locali è forse costituzionale? Di che cosa stiamo parlando? Di una battaglia che deve essere combattuta in punta di diritto? Dove arriviamo in questo modo? E però se parliamo di questa cosa, io voglio focalizzarmi su un aspetto in particolare, e cioè l'aspetto dei quattrini, che poi, anche qui devo dirlo senza voler litigare con nessuno, tutto sommato il punto su cui ci siamo sempre trovati divisi da Lega Ambiente, anche come comitati. Ora,
La legge italiana su questo punto è molto chiara. Un decreto ministeriale del 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico dice che le compensazioni per le comunità locali non possono eccedere il 3% dei proventi che vengono dalla monetizzazione dell'energia elettrica prodotta da quegli impianti. Non può essere questa compensazione versata in soldi ed è eventuale. Motivo per cui molte delle aziende non si presentano nemmeno al tavolo delle comunità locali a dire vogliamo fare questa roba qua. Ora, qualcuno che viene qui e si prende un pezzo di terra da cui guadagna 100, lasciando, se siamo fortunati, 3 su questo territorio, per me fa una speculazione. Non mi importa un fico secco se è stabilito dalla legge, se è scritta. Questa è una compensazione, è una speculazione, chiamatela come volete, ma è una speculazione alla quale il territorio, se ha un minimo di dignità, non può acquiescere, non può cedere, non può arrendersi. Questa cosa non è accettabile. Tutti i discorsi teorici che si stavano facendo anche prima sulla transizione ecologica necessaria sono tutti veri, ma se si prescinde dall'individuo e dalla sua comunità si va a rotoli, non si arriva da nessuna parte. Questa cosa è fondamentale, noi non possiamo, e viene continuamente trascurata. E basta dire, non so a quanti minuti sono arrivato, Arnaldo. 9 minuti. Vabbè, può bastare, ho detto un paio di cose che per me sono fondamentali. Grazie. Grazie a te. Allora, diamo la parola per un breve intervento aggiuntivo, nel senso che non era stato previsto all'inizio, ma che si è aggiunto successivamente, al dottor De Nicola, sostituto presso la Procura della Repubblica di Cagliari. Ci dirà lui di che cosa si tratta, diciamo, quale esperienza vuole portare brevemente. Io devo salutare Arnaldo, mi scuso con tutti, avevo già un impegno alle 20:30, sono anche un po' in ritardo. Benissimo. Buona serata e grazie Grazie ancora. Stefano, grazie. Sì, buonasera, non so se mi sentiate. Vi ringrazio intanto per questa opportunità che mi avete concesso. Io ho precisato ieri ovviamente che il mio intervento, pur rivestendo io la qualifica che è stata indicata, in realtà io sono sostituto procuratore generale della Repubblica, quindi svolgo le funzioni di pubblico ministero in corte d'appello in secondo grado, non svolgiamo indagini, quindi diciamo che il nostro coinvolgimento in questo ambito istituzionale sarebbe solo eventuale. Ovviamente chi deve svolgere le indagini in questo contesto sono le procure della Repubblica territoriali e poi la procura distrettuale, qualora si possa ritenere, si possa dubitare che dietro queste operazioni ci siano reinvestimenti di capitali illeciti come insomma in alcuni contesti territoriali si ritiene, ma poi insomma sappiamo bene che le organizzazioni criminali investono ormai sempre più massicciamente nell'economia legale e quindi ovviamente un sistema come quello della transizione ecologica che sia incentrata appunto sulle fonti rinnovabili, poiché si tratta appunto di iniziative che sono fortemente incentivate, che danno origine, appunto come è stato detto da alcuni degli interventori, a degli indennizzi o a dei bonus che ovviamente su larga scala possono essere molto, molto consistenti, ovviamente occorre vigilare affinché appunto non si favoriscano iniziative che non solo possano essere, diciamo, dannose sotto i profili che sono stati evidenziati da chi è intervenuto, perché, diciamo, comunque una collocazione di pale eoliche non adeguatamente valutata sotto il profilo paesistico e ambientale crea inevitabilmente un danno e questo non è che ci possiamo nascondere dietro un dito. E se questo avviene, come ha evidenziato la professoressa Pubusa,
partendo da un contesto normativo di semplificazione normativa, per cui si utilizza impropriamente, si è utilizzato impropriamente, come purtroppo è avvenuto anche per la gestione della cosiddetta emergenza pandemica, si utilizzano strumenti legali che in quel caso sono stati soprattutto decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sono atti amministrativi. Ma ci sono stati anche poi decreti legge, è vero che alcuni decreti sono stati convertiti e quindi una serie di effetti si sono comunque tramutati in disposizioni di legge con effetto appunto vincolante anche retroattivo. Però, ripeto, non possiamo accettare che lo strumento normale di normazione, soprattutto in contesti così delicati, sia quello del decreto legge, perché insomma, l'abuso del decreto legge è stato denunciato dai costituzionalisti non da oggi, è purtroppo divenuto un fenomeno endemico e questo è assolutamente appunto grave perché uno strumento eccezionale è diventato lo strumento normale di legiferazione, così non può essere, anche perché appunto difetta il presupposto della necessità ed urgenza, perché insomma è chiaro che la crisi ambientale, insomma, diciamo, esiste, non possiamo negare che ci sia. Esiste un dibattito anche molto acceso su quali siano appunto le cause. Cito soltanto le scie chimiche, cioè degli interventi esterni finalizzati a modificare il clima. Insomma, questo è un altro aspetto abbastanza inquietante che potrebbe, secondo me, giustificare un'attenzione anche investigativa, perché poi dietro questi fenomeni, poiché ci sono molti soldi in ballo, e allora effettivamente bisogna vigilare perché diciamo, lo Stato non diventi complice, tra virgolette, non fraintendetemi, delle organizzazioni criminali o di chi intende appunto sfruttare una legislazione di favore per riciclare capitali illeciti di varia provenienza. D'altronde io nella mia esperienza professionale ho lavorato per 10 anni in Sicilia e ricordo ancora nel periodo dal 2001 al 2009 alla Corte d'Appello di Caltanissetta, ricordo ancora bene che intorno al 2002-2003, insomma, io vedevo la notte i camion, gli auto articolati che trasportavano le pale eoliche perché già in quel periodo la Sicilia in qualche modo era stata individuata come sede di localizzazione appunto di impianti eolici ed è, insomma, me lo hanno confermato appunto i colleghi che lavorano in Sicilia, che seppure diciamo le iniziative di investimento non siano direttamente riferibili alla criminalità organizzata, purtroppo tutte le infrastrutture che si realizzano in quei contesti ambientali poi consentono un arricchimento delle organizzazioni criminali che vi operano, perché tutto l'indotto, i lavori, cioè le opere che sono necessarie per installare le pale eoliche, sono state subappaltate a imprese che poi si è scoperto che erano comunque collegate a associazioni mafiose. Quindi io volevo non soltanto citare il motivo, ecco, io me ne sto interessando perché sono entrato in contatto con un comitato, il comitato che si è costituito in Gallura, di cui è portavoce Maria Grazia De Montis, che non so se ci stia seguendo, io ovviamente... Dottore Nicola, le posso Sì, chiedere di suddividere il suo intervento in due momenti, cioè sì, va riprendere la bene, parola, sì, dopo che certo, la lasciamo adesso ad un relatore che purtroppo deve no, no, scappare certo, perché ha un'urgenza familiare, sì, e sì, senz'altro senz'altro, le diamo la parola nella va fase bene, successiva. d'accordo. Bene, intanto molto interessante quello che ci sta dicendo, pone una serie di luci d'allarme, diciamo, di spie. Grazie. E diamo la parola a Roberto Comparetti. Grazie, mi sentite? Sì, Mi bene, sentite? forte e Perfetto. chiaro. Grazie. Dunque, a me è il compito di illustrare, per così dire, un po' quello che è il pensiero della Chiesa rispetto al fenomeno della transizione, non solo energetica, ma ambientale. C'è una frase di Papa Francesco che è del giugno 2018, ricevendo delle persone relative proprio alla transizione energetica e alla cura della casa comune, dice: la civiltà richiede energia, ma l'uso dell'energia non deve distruggere la civiltà. Credo che queste parole di 6 anni fa, in questo contesto storico, siano più che mai
attuali, perché è vero che la nostra civiltà richiede energia, ma l'energia non può distruggere i nuraghi, non può distruggere l'ambiente, non può impedire ai pescatori di uscire in mare per andare a pescare perché ci sono le pale eoliche. Ma il problema della difesa della casa comune non è una invenzione di Papa Bergoglio. Ci sono messaggi del 1970, la prima volta che Paolo VI è andato all'ONU e ne ha parlato, un appello che aveva fatto al discorso della FAO, che potete trovare in rete. E Giovanni Paolo II, per la giornata mondiale della pace del 1 gennaio 1990, aveva parlato proprio di una società moderna, se non troverà una soluzione al problema ecologico, se non rivedrà seriamente il suo stile di vita, in molte parti del mondo essa è incline all'edonismo, al consumismo, resta indifferente ai danni che ne derivano. E credo che siano passati 34 anni e i danni li stiamo vedendo adesso. Però anche Benedetto XVI, ugualmente con l'enciclica Caritas in Veritate, e naturalmente Francesco con Laudato Si, che credo che abbia dato un colpo decisivo a questa necessità di dover cambiare. Uno degli ultimi provvedimenti che la Chiesa, soprattutto la Chiesa italiana, ha fatto è un vademecum per la realizzazione delle comunità energetiche, e il 2024 è stato indicato da parte della Conferenza Episcopale Italiana come l'anno nel quale riconvertire le strutture delle chiese, gli oratori, le case, cioè tutto ciò che riguarda la Chiesa da un punto di vista energetico attraverso l'utilizzo delle fonti rinnovabili. E credo che questo sia un indirizzo importante. Sicuramente ciò che sta accadendo nella nostra terra, già l'hanno detto l'ha detto molto bene chi ci ha preceduto, penso ad esempio al sindaco Stefano Rombi, il rischio di non doversi trovare ad una sorta di bivio, di scegliere tra la necessità di dover sovrintendere ad un dettame che abbiamo ricevuto, che è quello di cambiare il nostro stile di vita, però senza perdere quello che sono le nostre terre, il nostro mare, perché è necessario salvaguardare quella che è la nostra vita. Certo, la decretazione d'urgenza non è il modo migliore per governare, e come diceva anche l'Istituto Procuratore prima e la professoressa, non può arrivare come uno tsunami e togliere tutti quelli che sono i passaggi necessari. Sicuramente il coinvolgimento delle comunità locali, il coinvolgimento delle persone deve essere è fondamentale. Non si può, come diceva venire il sindaco Onnis, a fare degli espropri dove a casa di altri, perché devo impiantare delle pale eoliche, perché sono in ritardo di 7 anni o 8 anni sulla transizione energetica. C'è una responsabilità politica importante, e credo che l'indicazione che anche i vescovi hanno dato per quest'anno relativamente al cambio di paradigma rispetto all'utilizzo dell'energia nelle strutture ecclesiali possa essere un cammino da seguire nelle nostre comunità. Il semplice trasformare, iniziando da ciascuno di noi, trasformare lo scaldabagno elettrico in un termico solare ci può aiutare per chi può. Il fotovoltaico sul tetto può aiutarci, non so, sono indicazioni abbastanza spicciole, però ripeto, da parte per quel che mi compete, da quello che è il mio lavoro, noto che c'è una sensibilità molto importante da questo punto di vista, indicazioni molto importanti. Recentemente c'è stato un incontro sulle comunità energetiche sia a Cagliari che a Porto Scuso, ed è stata ribadita proprio la necessità di andare verso questo tipo di impegno. Se Carloforte riuscirà a seguire Villanova Forru, saranno 3 i comuni che hanno fatto questo tipo di scelta, e credo che andare verso una transizione legata alla comunità, al mettersi insieme e a fare le cose assieme, sia più che auspicabile. Credo che il discorso comunitario debba essere centrale. Grazie. Grazie. Ecco. Grazie Roberto Comparetti. Ricordo che Roberto è il direttore del settimanale diocesano della diocesi di Cagliari, Il Portico, e quindi insomma anche
con questa sua veste ci ha portato il punto di vista della Chiesa, oltre al suo personale. Ridarei la parola al dottor De Nicola per qualche ulteriore, ma comunque breve, diciamo, precisazione. Ci stava dicendo della sua collaborazione con il Comitato della Gallura contro la speculazione energetica. Se può continuare su questo argomento, grazie. Sì, no, va bene, ripeto, io sono entrato in contatto con il Comitato Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica, questa è la denominazione, che si è costituito proprio in questi giorni formalmente, cioè hanno approvato un atto costitutivo e uno statuto, quindi si stanno dotando di una organizzazione che certamente è necessaria in questo ambito per diciamo, svolgere un'attività in qualche modo proficua. Al di là dello spontaneismo che certamente in questi contesti è inevitabile, proprio perché anche le manifestazioni appunto di questi giorni nascono da una, mi pare più che legittima protesta della comunità sarda, di una parte della comunità sarda rispetto a ciò che si paventa possa essere appunto una devastazione appunto ambientale. Perché insomma il problema è che la Sardegna abbia, sì, abbiamo il vento, però abbiamo prima ancora del vento una specificità territoriale che va salvaguardata. Cioè non possiamo rischiare di compromettere il valore aggiunto che la nostra isola ha proprio per le sue caratteristiche rispetto alla necessità di perseguire la transizione ecologica in una forma peraltro insomma così esasperata, insomma, per quello che possiamo sapere, insomma, che possiamo appunto intuire. E quindi io ritengo anch'io appunto che la strada delle comunità energetiche in un ambito, diciamo, di sussidiarietà debba essere appunto perseguita, non fosse altro perché serve a coinvolgere e responsabilizzare le comunità locali rispetto al tema dell'energia, che è un tema appunto centrale che tutti i cittadini sardi e italiani si devono porre, insomma, anche quello di limitare gli sprechi, di ottimizzare appunto i consumi e quindi ovviamente la costituzione di comunità energetiche non può che operare in questa direzione. Certo non può da sola, cioè non possiamo immaginare che le comunità energetiche possano da sole appunto sopperire al fabbisogno energetico, ma certamente se si diffondessero in prospettiva io credo che potrebbero dare un contributo positivo dal basso, un contributo partecipativo. Quindi è questo quello che è molto importante che si possa realizzare, cioè un revirement normativo, supposto che sia possibile, visto appunto che questi provvedimenti comunque ormai sono stati appunto approvati, ma io suggerisco sempre, insomma, come in tutti i contesti, di reagire ai soprusi e laddove appunto ci siano appunto delle iniziative che per quanto abbiano una base normativa possano essere contestate anche nella prospettiva di arrivare poi davanti alla Corte Costituzionale per chiedere alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità o meno di determinati provvedimenti, io dico sempre che è un bene farlo. Insomma, la democrazia non è un orpello, è un valore fondante appunto della nostra Repubblica e quindi va tutelata e ci si deve, secondo me, opporre con tutte le armi ovviamente legali per fare in modo appunto che il processo democratico non sia cancellato e non sia relegato a un simulacro, deve essere appunto effettivo. Cioè, dico anche appunto citando l'intervento del sindaco Rombi, dico, è vero che il parco può essere anche realizzato a 3 chilometri e quindi magari io non lo vedo dal porto di Carloforte, ma poiché ovviamente sappiamo bene che per quanto sia importante per Carloforte, per esempio, la pesca del tonno e in generale appunto la pesca, se non abbiamo dei dati precisi che ci dicano che quel parco offshore non determinerà nessuna conseguenza negativa sulla pesca, beh, giustamente il sindaco Rombi e la sua comunità hanno diritto appunto di protestare e di far presente appunto che devono essere interpellati. Cioè io poi non vedo perché cioè effettivamente questa esclusione delle comunità locali alcune volte sembra sempre, diciamo, anche se è funzionale purtroppo al quadro normativo che è stato delineato dal professore Pubusa, sembra sempre
che sia dettato dalla necessità di non volere contraddittori, di non affrontare un dibattito critico sulle questioni, pur di realizzare appunto l'obiettivo. Ma insomma, l'obiettivo in questo caso è un obiettivo certamente importante. A mio avviso è pericoloso il fatto che sostanzialmente, questa è un po' la filosofia di questa normativa, si sia attribuito un valore addirittura preminente, come se riguardasse di fatto, appunto, mi pare che venga qualificato così, l'interesse nazionale, l'energia prevalente su valori che sono valori non solo costituzionalmente riconosciuti, quali l'ambiente, la tutela dell'ambiente, la tutela del paesaggio, ma sono ovviamente valori, cioè che addirittura per la Regione Sardegna, se non sbaglio, sono valori rispetto ai quali la Regione Sardegna ha una competenza primaria, quindi che si immagini che noi dobbiamo accettare che in nome appunto dell'interesse nazionale, del totem dell'energia, questi valori, che sono valori importantissimi e ineliminabili, debbano essere subvalenti, io credo che non lo possiamo accettare. Insomma. Comunque, Grazie. ovviamente oggi è stato un confronto molto importante, chiaramente nessuno di noi credo può interloquire con gli argomenti tecnici che ci ha illustrato l'ingegner Fabrizi, che anch'io ringrazio perché ovviamente mi ha fornito dei dati di conoscenza di cui io non disponevo, e questo è sempre importante quando si parla di qualunque tema, che si abbia una base conoscitiva, che sia una base completa. Quindi Grazie, grazie a voi. dottor De Nicola. Allora, lasciamo la parola ad Achille Napoleone del gruppo di Umanità Nuova, che oltre che portare, diciamo, il suo punto di vista, dovrebbe anche dirci qualche cosa di quelli che sono stati gli interventi sulla chat di YouTube. Giusto, Achille? Puoi attivare l'audio? Sì, allora, personalmente volevo fare un breve intervento perché se anche il sindaco Rombi si chiedeva un pochino se davvero poi l'energia fosse un bene comune, questo è un tema che l'economia civile, da alcuni anni si sta interessando, no? E sicuramente l'energia, così come l'ambiente, è un bene comune. Ecco, in economia, essendo un bene comune, diciamo, ha delle caratteristiche particolari. Non è un bene privato che quindi non può essere lasciato in mano al mercato. Quello che sta avvenendo adesso, anche degli interventi precedenti, ci dice proprio questo, no? Che la normativa, soprattutto quella nazionale, sta spingendo, diciamo, a occuparsi di questo tema della transizione proprio alle imprese private che hanno chiaramente come obiettivo quello di realizzare un profitto. Non è un bene pubblico perché lo Stato da solo non può occuparsi, diciamo, di questo passaggio da solo. È un bene comune. Quei beni comuni vanno trattati anche dal punto di vista economico come una categoria particolare. E l'economia ultimamente si sta occupando, come dicevo, di questo tema e suggerisce una strada, cioè la strada è quella dell'interazione tra il pubblico e il privato. Il privato intendendo non l'impresa privata, ma la società civile. Ecco, le comunità energetiche danno proprio questa possibilità e questa prospettiva di mettere insieme tutti i cittadini, quindi la società civile, con l'ente pubblico. Quindi una via sicuramente che può guidare, diciamo, l'occuparci proprio dei beni comuni, l'energia, l'ambiente in particolare, la strada è proprio questa. Quindi un po' come ha detto il sindaco di Villanova Foddo e il sindaco Rombi, si auspica che la normativa venga incontro, diciamo, e dia la possibilità a questo passaggio epocale. Ecco, questa mi sentivo di dirlo perché mi sembra una premessa importante questa, non è una cosa da poco. Anche l'economia dal punto di vista teorico si occupa dei beni comuni in questo modo, quindi una precisazione, questa che mi sembrava importante. Allora, riguardo poi le domande, allora, ce ne sono state alcune, adesso ne recupero qualcuna, vediamo di passarvele subito. Allora,
Allora, qualcuno ha citato, Giovanni, non so, non c'è il cognome, ha citato il testo unico sull'ambiente, perché e lo metteva, diciamo, in relazione con l'articolo 41 della Costituzione. Ecco, avvertiva, diciamo, una certa contrapposizione, no? Questo nuovo comma dell'articolo 2 bis e dell'articolo 7 del testo unico dell'ambiente, così come è stato, diciamo, modificato dal decreto legislativo del 2021. Ecco, non so se qualcuno dei nostri relatori può dire qualcosa riguardo a questo. Il decreto Ma legislativo del 2021, il 77, ha modificato il comma 2 del testo unico dell'ambiente, no? Quindi, sì, allora, appunto, come stavo dicendo nel mio intervento, i due decreti legge 76-2021 e 77-2022, nella, diciamo, disciplinare soprattutto il 77 tutte le attività procedimentali che servono per la realizzazione degli interventi finanziati col PNRR, intervengono anche sulla normativa esistente, ok? A riprova del fatto che mancano i presupposti, no, per l'emanazione di un decreto legge se tu fai il decreto legge per andare a modificare la disciplina che già esiste. Io anche qui, scusate, mi sfugge una parola un po' eccessiva, però trovo davvero che questo decreto legge 77 del 2022 sia veramente una iattura, perché anche rispetto al discorso degli appalti pubblici e introduce delle modifiche, delle alterazioni all'ordinamento che sono molto pericolose sia per il buon andamento che per la legittimità dell'azione amministrativa che per la cura dell'interesse pubblico. Quindi sì, cioè il codice dell'ambiente è stato molto interessato e pesantemente interessato dalle modifiche insomma, introdotte da questi decreti legge, da questa decretazione d'urgenza in materia energetica. Ricollegandomi anche a quello che qualcuno diceva prima, forse il dottor De Nicola, cioè è una cosa che non ho detto poi nel mio intervento, ma che mi ero segnata, cioè qui alla fine si massimizza praticamente l'interesse ambientale, ma lo si massimizza nella maniera sbagliata, perché è un concetto massimizzato, ma nello stesso tempo riduttivo, perché si considera l'interesse ambientale limitato. Adesso non fraintendetemi di quello che voglio dire, sto anche un po' ragionando a voce alta, cioè limitato praticamente al discorso della transizione energetica fatta nella maniera diciamo, poco accorta, mettiamola così, di cui stiamo parlando oggi, trascurando il fatto che il concetto di ambiente è molto più ampio, che l'ambiente è anche paesaggio, l'ambiente è anche territorio, l'ambiente quindi è anche identità. Non è soltanto, oppure importante, attenzione, aria pulita, d'accordo? Quindi è del tutto evidente che questi interventi, che torno a dire, sono alluvionali, perché cioè, tu non stai creando un sistema normativo avendo in testa un progetto che vuoi sviluppare, d'accordo? Decreti legge così a raffica, all'occorrenza, mosso praticamente dall'emergenza che insomma tu stesso vedi. E quindi è chiaro che poi noi abbiamo anche l'alterazione di testi normativi belli, perché attenzione, noi in Italia abbiamo delle belle leggi, cioè la legge 185 del 90 sulla produzione e l'invio e il transito di armi è una legge bellissima, ma anche il testo, guardate, anche la disciplina ambientale è bella, perché ricordiamo, una bella disciplina, ricordiamoci che il diritto d'accesso agli atti della pubblica amministrazione, no, come diritto riconosciuto ai cittadini di conoscere ciò che l'amministrazione fa, è stato per la prima volta regolato dentro una disciplina in materia ambientale che era addirittura l'istituzione del Ministero dell'Ambiente anni 85-86, ma ben prima della legge 241. Quindi ecco perché vi dico che sono una iattura questi decreti legge, sono come le cavallette che vanno praticamente, invadono i campi coltivati e si mangiano tutto. Cioè noi stiamo veramente rischiando anche di perdere il nostro patrimonio giuridico di leggi costruite proprio bene, con cura e con attenzione. Quindi
è molto importante il richiamo alla Costituzione, cioè noi abbiamo la Costituzione, come cittadini dobbiamo trovare il nostro addentellato lì e rilevare, appunto, come si diceva, fare tutte le attività che noi possiamo per pretendere che la Costituzione venga rispettata, perché tutto questo non è costituzionale, né la decretazione di urgenza, ma nemmeno contenutisticamente è costituzionale. Ultima cosa che volevo dire, non c'entra niente, ma ne approfitto. Beni comuni dentro la Costituzione ci sono assolutamente, cioè il Costituente ha concepito la collettività come soggetto capace di essere titolare di beni comuni, ok? Quindi si intravede quel terzo genere di bene tra pubblico e privato che è il bene comune che noi dobbiamo lavorare per costruire. Non so se ho risposto, speriamo di sì. Sì, credo di sì. Non so, Arnaldo, se vuoi che esponga un'altra domanda, oppure dobbiamo chiudere. Sì, Achille, se c'è un'altra domanda, dai, Ah, ce n'è una poi di chiudiamo. tipo, Certo. di tipo tecnico, sostanzialmente, sì. Diciamo, l'energia prodotta in eccesso rispetto al fabbisogno sardo andrebbe esportato, diciamo, alle altre regioni d'Italia. E negli interventi che sono stati fatti, nessuno, diciamo, ha detto che gran parte dell'energia trasportata andrebbe dispersa. Quindi questo, diciamo, andrebbe un pochino, come dire, a minare tutto l'impianto, no? Cioè, perché non si dice o si dice molto poco che gran parte dell'energia andrebbe dissipata nel trasporto. Qui un intervento di un tecnico, chiaramente. Sì, posso provare a rispondere io. Prego. Allora, i dati di Terna dicono chiaramente, sono dati effettivi misurati ogni anno, eh, parlano di perdite totali dell'ordine del 10%. Queste perdite includono le perdite di trasmissione della linea, le perdite derivanti dall'efficienza dei pompaggi e le perdite derivanti da errori di misura a livello del distributore. Quindi non c'è evidenza di perdite che vanno oltre il 10% dal punto di vista della rete. E già mi sembra anche un valore abbastanza elevato, il 10%. Comunque, al massimo parliamo di quello. Le percentuali che, diciamo, girano in rete, così sui social, danno, diciamo, delle percentuali molto più alte. Insomma, anche questo rientra forse nelle fake news di cui parlava lei prima, probabilmente. Sì, forse dovrei analizzare anche questa fake news, ma diciamo il dato è quello che ho spiegato nelle slide, stiamo parlando di un 10% al massimo. Sì, chiaramente tutto dipende anche dalla distanza che deve percorrere cioè, la distanza che intercorre tra chi genera l'energia e chi la consuma. Quindi c'è una proporzionalità legata a questo. Allora bisogna capire a che cosa si ci riferisce esattamente quando si parla di perdite lungo i sistemi di trasporto. Per cui c'è un dato generale. Poi se si vuole andare al dato puntuale bisogna vedere specificamente quella linea, che tipo di funzione deve svolgere e in quel caso specifico qual è la distanza che deve percorrere. Lì poi sono calcoli matematici, sono disponibili, penso anche Eternal li renda disponibili. Però è chiaro, questo però serve per dire una cosa, che l'Unione Europea prevede sia un principio di proporzionalità, che significa che io prevalentemente devo produrre dove consumo, e quindi anche un principio di prossimità e proporzionalità, nel senso che io devo produrre in una maniera adeguata al mio fabbisogno, non in eccesso. Anche di questi elementi noi dobbiamo tener conto. Quindi i numeri di cui stiamo parlando in Sardegna sono comunque numeri esorbitanti. A me dispiace poi anche per la posizione di Lega Ambiente che noi siamo sull'aspetto energetico siamo totalmente distanti, perché non viene trattato minimamente tutta la parte relativa appunto alla normativa vigente e all'aspetto speculativo. Lega Ambiente continua a dire di fare le cose fatte bene, ma la normativa oggi non ce lo consente di fare le cose fatte bene. Noi vogliamo essere partecipi e non possiamo esserlo, quindi
anche dire che tanto questi impianti non verranno tutti realizzati perché si sovrappongono, perché ce ne sono troppi. Quali sono i numeri? Noi non lo sappiamo, cioè oggi è facilitata l'approvazione di questi progetti, è facilitata perché la normativa è stato spiegato bene prima e come è stata stravolta. E per cui c'è un malessere generale di cui si deve tener conto, perché alla gente stanno portando via la terra. È stato detto bene prima che la nostra terra è anche il luogo in cui viviamo, che è stato manipolato nel corso dei secoli dagli uomini, lo stesso paesaggio. Noi stessi siamo figli no, dei territori che ci ospitano, però la terra ci dà anche da mangiare. Se tu mi porti via la terra con delle piattaforme di 2000 metri cubi, con delle infrastrutture che cambieranno irreversibilmente diciamo, l'aspetto del territorio, ma anche la sua destinazione d'uso, noi non ci rimane neanche la terra per vivere, per mangiare. Quindi anche la terra agricola va considerata per quello che è. Grazie. Arnaldo, non so se possiamo prenderla come una domanda, a me ovviamente fa piacere non sottrarmi agli Bene. argomenti che riguardano Legambiente e rispondo volentieri, dimmi tu. Certo, Marta, assolutamente, prego. No, che le comunità non siano interessate e che invece proprio quello che noi abbiamo sempre chiamato cointeressamento, cioè neanche un coinvolgimento, non ci interessano le compensazioni, no? Ci interessa proprio un coinvolgimento attivo delle comunità, che siano protagoniste, quindi che questo sia un difetto delle procedure. Lo riconosciamo anche noi e mi sembra veramente molto apprezzabile la lettura che ha dato il sindaco Rombi, cioè che stiamo perdendo una battaglia di carattere culturale proprio per delle modalità che non ci consentono di crescere insieme e di costruire insieme diciamo, di condividere gli scenari, di condividere gli obiettivi, le modalità con cui raggiungerli, calandoli sui territori in modo da trovare una ricetta giusta. E noi abbiamo, quando è partita l'operazione, chiamiamola moratoria, che poi è una norma di salvaguardia, quindi ora dobbiamo chiamarla correttamente come norma di salvaguardia, quello che noi abbiamo apprezzato e abbiamo ritenuto opportuno anche spendere parole in questo senso è l'intenzione di avviare in tempi brevi, che speriamo che siano molto più brevi dei 18 mesi, un'operazione di pianificazione integrata che tenga insieme l'individuazione delle aree idonee, l'estensione del piano paesaggistico alle aree interne e la pianificazione energetica con l'aggiornamento del PEARS. Quindi questo ci deve consentire di individuare quelle aree giuste e non di giocarci le aree che per noi oggi custodiscono con l'assetto attuale del paesaggio l'identità che vogliamo custodire, che vogliamo conservare. Dobbiamo sempre però ricordare di quanta parte del territorio stiamo parlando. Non stiamo parlando di tutta la Sardegna, gli impianti che si sovrappongono, quella macchia che viene intorno alla Sardegna e sulla Sardegna, se guardiamo le domande di connessione, non è quella reale a cui dobbiamo aspirare. Dobbiamo aspirare agli impianti che ci consentono di raggiungere gli obiettivi e che siano calati sui territori che decideremo insieme, con dei criteri condivisi e salvaguardando l'identità. È ovvio che sono principi generali, certo che la normativa è emergenziale, c'è del lavoro da fare, ecco, su questo siamo d'accordo. Benissimo. Mi sembra che ci siano molti elementi che costituiscono delle ottime basi per collaborare, per sviluppare ulteriormente, diciamo, l'interazione che c'è stata molto garbata, molto, molto corretta durante questo dibattito e che a partire da questo, ma non solo a partire da questo, ma vogliamo anche noi il nostro piccolo contributo, diciamo, si possa costruire qualche cosa di buono per il futuro della nostra terra, per il futuro dei sardi. Non so, Achille, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, mi sembra che diciamo, l'elemento importante sia proprio questo, il coinvolgimento della società civile. Questo mi è ritornato un pochino in tutti gli interventi. I sardi hanno dimostrato da questo punto di vista di esserci. Adesso, come dicevi tu, Arnaldo, i politici devono raccogliere la sfida. Ecco, quindi c'è l'esigenza da parte di cittadini privati di esserci, di dire la propria, di contribuire
localmente. Ecco, la politica adesso deve fare un passo, non un passo indietro, un passo avanti verso i cittadini. Ecco. Ci si aspetta questo a livello locale, perché sappiamo di alcune difficoltà in alcuni comuni sardi, che persone che hanno cercato di occupare la sala consigliare, eccetera. Ce l'aspettiamo dalla politica regionale e dalla politica nazionale. Insomma. Però insieme, come concluso dicendo, è un bene comune l'energia, quindi non possiamo fare tutto da soli, dobbiamo fare noi società civile, ma anche il pubblico, lo Stato. Quindi dobbiamo trovare un modo di lavorare insieme. Sì, a me, io vorrei anche, diciamo, aggiungere la mia personale solidarietà, ma so che non è soltanto mia, ma anche di molti altri, sicuramente anche di molti che hanno partecipato stasera a questo incontro, con tutti quei cittadini che in questo momento sono mobilitati, magari sono rimasti tutta la giornata sotto il sole e adesso di notte sono ancora lì, sia a Selargio, sia a Oristano che in tanti altri posti, per difendere il bene comune, quello che è anche nostro, quindi stanno facendo qualcosa anche per noi. Si può discutere, si può opinare sulle modalità, sui tempi, su qualsiasi cosa. Ecco, però dobbiamo veramente riconoscere che questa mobilitazione, che non c'è mai stata prima, è, come dicevi anche tu Achille, è qualcosa di prezioso, che va assolutamente protetto, salvaguardato, sostenuto, e se la politica veramente, come dicevi, si metterà a fare ciò che gli spetta di fare, porterà certamente dei frutti utili per tutti. Chiudiamo? Grazie a tutti quanti hanno partecipato. È molto probabile che programmeremo anche un altro evento simile. Speriamo che nel frattempo si possano anche, diciamo, dare delle buone notizie che nel frattempo che siano venute fuori, ecco, che vengano fuori prossimamente. Un abbraccio, un saluto Grazie a a tutti, voi. a chi ci ha seguito da lontano, chi è in sala e a tutti voi Saluti a relatori. tutti. Grazie. Ciao a tutti. Buona Buona serata, serata. grazie. Grazie. Grazie a voi.